Credo che oggi ci sono tantissime sfide, no? Che davvero ci interpellano in prima persona con prepotenza, vorrei dire, perché stiamo vivendo un tempo quanto mai drammatico, un sabato santo che forse l'umanità non ha mai conosciuto in una gravità così terribile. Siamo tutti chiamati, così come Papa Francesco più volte ci ha ricordato, a essere questa Chiesa in uscita, quindi in ascolto del grido dell'umanità oggi e del grido di Gesù crocifisso abbandonato che si ripete nel grido dei piccoli, con quel senso di responsabilità che tutti insieme siamo un solo corpo, no? E quindi ognuno per il suo può contribuire a portare delle risposte a queste sfide che ci interpellano, e possiamo sperare che a questo sabato santo segua poi la contemplazione della gloria della resurrezione, che fa parte del mistero pasquale che come cristiani siamo chiamati a vivere. Ce jubilé, c'est une très grande grâce pour ça, c'est-à-dire de vraiment nous aider, nous inciter à travailler ensemble dans l'Église et plus largement avec les autres mouvements. Et donc le jubilé est vraiment un temps qui est formidable pour ça, parce que ça va nous permettre de le vivre ensemble, de travailler ensemble. Aucun charisme à lui tout seul ne peut œuvrer. C'est vraiment ensemble que nous avons toute la panelle des charismes que le Seigneur donne dans son Église, à travers son Église, et que c'est ça qui va porter du fruit. On voit l'état un peu du monde aujourd'hui au niveau géopolitique, au niveau anthropologique, qui peut inquiéter. Et notre espérance est dans le Seigneur, mais ça passe déjà par nos conversions personnelles. Et je pense que la moindre petite chose, la moindre petite décision que nous prenons, d'abord personnellement, après en communauté, chacun selon son charisme et tous ensemble, permettra de changer le monde, parce qu'à travers ça, c'est Jésus lui-même qui peut changer les cœurs. Penso che questo mondo di oggi è un mondo, diciamo, che soffre tante dimensioni. Per esempio, viviamo una polarizzazione immensa nella società. Penso anche che una delle grandi contribuzioni che i nuovi carismi possono dare alla Chiesa è una contribuzione di pace. E la pace è una persona che c'è un nome, Gesù Cristo. Gesù ha detto, Padre, che loro possano essere uno, perché il mondo possa credere che tu mi hai inviato. Gesù, in una certa forma, ha condizionato la conversione del mondo alla unità dei suoi discepoli. E questo è una cosa che qualche volta si mette un po' di timore e allo stesso tempo un invito a una conversione profonda. Se siamo uno, costruiamo insieme l'unità, possiamo essere evangelizzatori più forti e costruire un mondo di pace. Questo cammino di comunione e di unità fra i movimenti comunità ecclesiali è cominciato 27 anni fa. Infatti, nel Pentecoste del 98, Papa Giovanni Paolo II ha chiamato tutti i movimenti a una grande Pentecoste e ci ha lanciato una sfida, la maturità ecclesiale. E di là siamo partiti. E tutte le nostre comunità hanno fatto un cammino. Ognuno dei nostri movimenti è maturato anche spiritualmente, ma anche umanamente. Perciò noi ci avviciniamo a questo giubileo con gioia, ma con grande gratitudine, per poter essere insieme a tutti questi un dono grande per la Chiesa, e dare gioia anche al Papa, che possa vedere che questa unità, questa amicizia fra tanti movimenti non è solo parole, ma è una realtà che ci unisce e ci fa camminare insieme, che ci rende anche più forti e più capaci anche di incidere nella società di oggi. Sono nate tantissime iniziative per prepararci. Membri del nostro movimento si sono uniti ad altri movimenti e tutto questo ci ha preparato a poter vivere questo giubileo essendo insieme un segno di speranza e anche un segno di unità.
movimiento de Schoenstatt nos hemos preparado especialmente para este jubileo. Tuvimos que priorizar entre tantos jubileos y justamente decidimos que el jubileo de los movimientos, siendo un movimiento eclesial con más de 100 años, nos sentíamos especialmente llamados a ese encuentro. Me parece que los movimientos ofrecen una experiencia de fe muy fuerte y muy significativa. Creo que puede ser una colaboración muy efectiva para la vida de la Iglesia, especialmente yo diría en ámbitos como ese, de la vida familiar, de la experiencia juvenil, cómo transformar la vida de los jóvenes desde la fe y la transformación de la sociedad con aportes muy concretos en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política, en el ámbito de la construzione della paz. I movimenti sentono il bisogno di vivere maggiore amicizia, già la vivono, e in fondo i movimenti nel loro piccolo, ciascun movimento è un internazionale, è un'unità tra gente di diversi paesi e realizza un poco della comunione della Chiesa universale. Io penso che in questo momento in cui il mondo globale si rivela un mondo a pezzi e un mondo che provoca una guerra mondiale a pezzi, io penso che i cristiani, gli appartenenti ai movimenti, alle nuove comunità e tutti gli uomini di buona volontà debbono lavorare per realizzare l'unità, lo scambio, l'amicizia, il dialogo tra i popoli. Io penso che questa è una nostra vocazione. Il di più è quello che possiamo fare uscendo da noi stessi e trovandoci fianco a fianco.